Buongiorno cari amici di Ocompro Siciliano Chef, benvenuti a casa mia, nella mia fattoria a Palazzolo Acreide. Oggi è una giornata così che anticipa un po' le giornate d'autunno, quelle fredde, quelle che ci piace stare a casa, tanto ci stiamo o ci stiamo. Oggi ho deciso di dare un tema alla mia puntata. Il tema è quello arancione. Non so se alcuni di voi hanno visto gli ultimi post della mia settimana. Io amo le zucche arancioni, ho un'auto arancione e amo la frutta e la verdura arancione. Quindi il mio cuore si può dire che è un po' tutto arancione, come gli arancini, come le arancine, chiamiamole come volemo, mascoli, femmine, sempre arancioni sono, cioè lì non è che cambia la situazione, quindi facciamo come vogliamo, siamo in zona arancione, prendiamola con ironia, so che molti ristoratori, molti pasticceri e altre attività, ma anche io stessa non sono molto felice di questa situazione perché logicamente la nostra vita è dettata dalla condizione economica che viviamo, però bisogna anche un po' riderci su e io sono qui apposta. Non pensate che non sono solidale con tutti voi, anzi mi stringo a voi, cercherò di prendere più caffè possibili anche da sport, pizza e tutto quanto, quindi vi sono vicina anche a tutti gli altri del settore del turismo, alberghiero, insomma, che non stiamo lavorando e quindi vi capisco bene. Un abbraccio affettuoso a tutti voi, stringiamo i denti, passerà anche questa. Superata questa parte iniziale a cui tenevo molto, vorrei introdurvi alla puntata. La puntata oggi è arancione, come tutto ciò che c'è in autunno. E quindi oggi parlerò di carote, parlerò di melograni, di arance, parlerò di fiori di calendula, ma non lo farò da sola, lo farò insieme ad una mia amica che stimo molto, una dottoressa che è proprio specializzata in moltissime cose. Per fortuna noi donne siamo multitasking e oltre a essere una bellissima donna è anche una dottoressa specializzata in medicina estetica, dietetica, di nutrizione sportiva, in omeopatia, agopuntura, in medicina tradizionale cinese. Va bene, ve la presento così smetto di dover leggere tutta la lista eh, dei suoi appellativi. Vi presento la dottoressa Arianna Squillante. Ciao Alessia, grazie. Ciao Ari, hai troppi titoli, io qui mi perdo e devo leggere nel pizzino del cellulare tutte le tue, però ho dimenticato di dire una cosa, quest'anno hai anche ricevuto un premio, un award internazionale come migliore medico di medicina alternativa, quindi questo ci tenevo a dirlo perché così ti presento diciamo in modo proprio a 360 gradi in modo tale da dare la fiducia ai nostri amici del gruppo di Ocompro Siciliano sulle tue parole perché sei diciamo un medico professionista che ha tutte le carte in regola per darci dei consigli per stare in forma, per essere sempre belle e quindi vorrei darti un attimo la parola. Grazie Alessia, intanto grazie anche per l'invito e poi per la tua squisitezza anche nel presentarmi. In Io sono tutta realtà squisitari. tra l'altro mi occupo davvero di tante cose e in realtà cerco al lavoro, tu mi conosci bene, ci conosciamo da tanto tempo, di coniugarle tutte insieme. La mia visione È della vero. medicina non è solamente quella cattedratica, è quella tradizionale, ma è stata infarcita negli anni da tante cose che hanno a che fare con le discipline naturali, con la medicina estetica, la visione per la quale è sempre
con l'utilizzo di prodotti il più possibile naturali. Poi ovviamente c'è l'agopuntura e la medicina tradizionale cinese, e l'anno scorso, proprio a novembre dell'anno scorso, ho avuto il piacere di avere questo riconoscimento internazionale, che è stato un po' un premio dopo oltre 30 anni di attività in questo settore un po' alternativo, che ha tante sfaccettature. Una raccomandazione però è sempre quella di fare il proprio mestiere con passione e con tanta umiltà, perché c'è sempre tanto da imparare. Quindi il mio approccio anche con il paziente è sempre molto disinvolto, molto tranquillo, perché in realtà nessuno ha mai raggiunto il massimo delle conoscenze, c'è sempre tanto da imparare. Una cosa che mi capita sempre di affrontare, per esempio, è nel campo dell'alimentazione con i bambini. Grazie all'accademia per la quale sono docente, spesso giro nelle scuole, vado in giro per le scuole e mi rendo conto che proprio a partire dalla prima infanzia ci sono problemi legati alla impostazione di un regime alimentare nell'arco di una giornata alimentare, perché tante volte i bambini utilizzano troppi carboidrati e quindi hanno già un atteggiamento di per sé pro-infiammatorio per l'organismo, proprio perché ci sono troppi carboidrati, e spesso proprio i bambini sono pigri davanti al consumo delle verdure, della zucca, delle carote, dei finocchi, dei cavolfiori, e non conoscono l'uso per esempio dei centrifugati o delle tisane o degli infusi o del consumo proprio di per sé della verdura. Quindi una cosa che faccio sempre girando per le scuole e avendo a che fare con i bambini è proprio di invitarli con il gioco dei colori, proprio per l'uso delle verdure, no? Sì. Guarda Ari, io prendo spunto da quello che stai dicendo, perché prima dell'interruzione delle mie puntate di Io compro Siciliano Chef, ho avuto un'ospite graditissima, una scrittrice per bambini, Anna Maria Piccione, che proprio negli ultimi mesi ha anche scritto un libro sull'alimentazione dei bambini dalla A alla Z, con tutti gli alimenti che si possono trovare per ogni letterina, appunto invogliando tutti i bambini a mangiare più spesso anche frutta e verdura. Questo però, ti devo dire la verità, forse è un po' un errore dei genitori, un po' un errore nostro, perché se i bambini dicono no, questo non mi piace, non cerchiamo di camuffare quel prodotto in modo tale da poter farlo mangiare ai nostri figli senza alcun tipo di problema. Io oggi insieme a te ho la voglia di appunto andare a preparare come faceva mia mamma quando io ero piccola, centrifugati e frullati. Quando io ero piccola c'era il grattugia mela, che era lì che la mamma si metteva a grattugiare la mela, Meraviglioso! Io ho un po' di conservato quello limone, di un mia po' di nonna. miele. Ecco, la nonna o È la mamma, vero. insomma, si andava avanti a frutta grattugiata in questo modo. Oggi siamo molto fortunate perché abbiamo moltissimi strumenti in cucina che ci aiutano nella Attrezzi. preparazione di frutta e verdura frullata o centrifugata, però devo dire la verità che anche in commercio si trovano moltissimi prodotti, quindi anche di frutta e verdura freschi già centrifugati, e possiamo utilizzare anche quelli se siamo mamme che lavorano, papà che lavorano, nonni, che possiamo diciamo dare ai nostri figli, scegliendo e leggendo soprattutto l'etichetta. Ari, io sono venuta qualche settimana fa, anzi dottoressa Squillante, io sono venuta qualche settimana fa nel Prego, suo mi dica. studio, perché appunto mio figlio aveva un forte mal di schiena e l'osteopata mi aveva consigliato di fare delle intolleranze alimentari. Esatto. Quindi a volte diciamo i nostri malanni fisici sono collegati proprio a ciò che mangiamo. Assolutamente sì, al di là del fatto, mi riallaccio a quello che hai detto un attimo prima, e che tante volte dipende da errori che commettiamo all'interno della nostra stessa famiglia, perché magari abbiamo meno pazienza con i bambini e quindi non abbiamo la pazienza che avevano le nonne una volta di presentare gli alimenti in forma diversificata, ma cerchiamo di essere un po' più veloci e frettolosi, e quindi anche con i ragazzini impieghiamo meno tempo per fare apprezzare loro le buone ricette della tradizione. Poi sono
molto ancorata, pur non essendo siciliana, ma vivendo qui da tutta la vita, alle tradizioni mediterranee, quindi proprio all'utilizzo delle verdure, della frutta che questa meravigliosa terra ci regala. Nel campo delle intolleranze alimentari, riallacciandomi all'altro argomento, moltissime problematiche cliniche scaturiscono da errori alimentari o dalle nostre stesse sensibilità verso alimenti in particolare. I disturbi clinici dei quali possiamo soffrire a tutte le fasce d'età, i miei pazienti vanno dai 2 anni ai 100, per dirti, scherzando un po', ma in effetti possono investire vari organi ed apparati. Possiamo avere problemi cutanei, possiamo avere, ma parlandoti di acne per esempio, di eczemi, di dermatiti, ma anche di invecchiamento precoce. Molta responsabilità ha anche l'alimentazione nell'invecchiamento, e se vogliamo mantenerci più giovani e avere una pelle elastica dobbiamo attenzionare l'alimentazione. Molti problemi posturali e di tolerabilità muscolare dipendono proprio dagli alimenti, perché quando gli alimenti manifestano sensibilità esercitano sul nostro organismo un'attività chiamata pro-infiammatoria. Una responsabilità importante ce l'hanno proprio gli zuccheri, e gli alimenti prevalentemente contenenti zuccheri, immagina che so, i farinacei, la pasta, l'abbinamento con i lieviti, quando sono consumati in eccesso e magari noi sviluppiamo una intolleranza verso le farine un po' più raffinate e non introduciamo nella nostra alimentazione le farine con un più basso indice glicemico o comunque più grezze, abbiamo una tendenza corporea verso una pro-infiammazione. Questa nel tempo, perché non è così immediata, ma si stratifica nel tempo, porterà inevitabilmente a dei disturbi clinici, la lombalgia, la sciatalgia, al di là di quelle che possano essere le complicanze vertebrali o posturali o da slittamento di un corpo vertebrale che si chiama spondilolistesi, ma in realtà l'alimentazione ha una grossissima responsabilità nel mantenimento del nostro stato di salute, per non parlare poi delle situazioni emotive, emozionali. Se mangiamo male siamo più nervosi oppure siamo più ansiosi. Molte non si delle dorme bene perché patologie, non si non si digerisce. dorme bene la notte, non solo, spesso poi questa interferenza sul sonno e sul ritmo sonno-veglia si manifesta sempre, e qui mi aggancio le intolleranze alimentari con la medicina tradizionale cinese, diventa un collegamento molto interessante. Spesso E il quindi risveglio Chiari, notturno, sì, quindi perdonami, insomma oggi possiamo dare insieme un po' di dritte, possiamo dare un po' di dritte sul mantenerci assolutamente. belle con la pelle elastica, su poter digerire meglio e anche dormire meglio, perché non si, forse dalla telecamera non si nota, ma io ho una pelle bellissima, questo perché sono una dormigliona, e chi dorme di più e dorme bene si mantiene più giovane. Quello che non capiscono gli altri non è che possono dire ah no, andare soltanto in palestra ti aiuta, sì, ma aiuta anche la qualità del buon sonno, è inutile stare bene con se stessi, è anche quello, anche se voi dormite 4 ore durante la notte, ma dormite bene quelle È 4 di ore, sicuramente qualità, sarete, e ecco, di giusto qualità, e sarete, non hai un sonno superficiale, va benissimo, va ecco, benissimo. vedi, io riesco a dormire pure sul cucuzzolo di una montagna, e questo crea molta invidia alle persone attorno a me, proprio che invece non riescono a dormire se non hanno il proprio letto, il proprio cuscino. Quelle sono tutte questioni psicologiche. Io dormo dappertutto, se sono stanca o anche no, perché se voglio rilassarmi riesco a dormire anche sul cucuzzolo della montagna. E allora, Ari, io ho dato il tema della puntata sul colore arancione, quindi ho preparato qui tantissime qualità di frutta, verdura, anche seguendo i tuoi suggerimenti, però io penso di aver riunito nel nostro tavolo tantissime varietà dell'autunno. Quindi adesso andremo a preparare insieme sia delle centrifughe che dei frullati da poter bere durante la giornata, durante i nostri break, ma anche da dare ai nostri bimbi, sia diciamo durante il pomeriggio o per la merenda a scuola.
Approfitto un attimo di salutare chi ci sta seguendo. Allora, salutiamo il nostro signor Tito Puleri, buon fine settimana anche a lei, signor Tito Puleri, e un bacione a Viola che uso come rappresentante per dare un bacione e un abbraccio a tutti i bimbi e le bimbe che ci seguono. Mua! Buon fine settimana a tutti voi cari piccini. Poi abbiamo il signor Vincenzo D'Amico, un saluto dalle Carlotta Ristorante, pizzeria di Palermo, un saluto anche a lei e un abbraccio, le auguro tantissimo un buon lavoro e speriamo che tutti abbiano fiducia in voi ristoratori che ci donate sempre dei piatti deliziosi. Un buongiorno anche a Paola Gagliardo, poi abbiamo tantissimi amici anche in collegamento, Fabio Mambo, buongiorno a tutti, insomma un buongiorno e un sereno weekend a tutti voi. Allora io sotto il tuo suggerimento ho preso del sedano. Di solito il sedano io non lo consumo molto a casa se non per la caponata siciliana, perché mio figlio Manfredi da quando era piccolo non ha mai amato il sapore del sedano. Tu lo conosci da piccino, proprio da neonato, e quando io ho cominciato a preparargli le minestre ci mettevo dentro anche il sedano e a lui non piaceva. Quindi ho capito, poi togliendo prima la zucchina, poi la patata, poi la carota, poi il sedano, che era il sedano il colpevole. Per esperimenti. Ma adesso, quei bei tempi, adesso ha ricominciato a mangiarlo. Quindi ora che io ho una bella centrifuga, posso nascondere il sedano dentro una centrifuga o dentro un frullato. Mi dici che proprietà ha così importanti questo sedano? Guarda, questo sedano detto che è tanto utilizzato in cucina, intanto ha delle bellissime fibre che per certuni possono essere anche un po' indigeste, per cui si consiglia di togliere i filamenti, ma è un carminativo. Carminativo vuol dire che va a stimolare le attività funzionali di fegato, ecco, bravissima, stai togliendo le fibre, che va a stimolare le attività epatobiliari e di conseguenza, bravissima così, e va a stimolare le attività digestive. Quindi quando definiamo un alimento carminativo, in realtà tecnicamente è un alimento che favorisce la digestione e impedisce la formazione della bolla gassosa, che tante volte può essere fastidiosa durante la digestione stessa, perché ne quindi anche il sedano, una distensione gastrica. Ha il suo motivo di esistere dentro la caponata siciliana, perché essendo tutta fritta ci mettiamo il sedano che così ci aiuta a digerirla meglio. La digestione. C'è sempre un perché, le cose e voi che non aggiungete il sedano alla caponata siciliana, imparate a metterlo, perché così l'ho digerito un po' meglio, posso di starci 4 giorni per digerirla. Ci sarete 3 e mezzo, perché il sedano vi aiuterà in questi effetti biliari che la dottoressa ci sta spiegando a digerirla un po' meglio. Quindi allora senti Arianna, io posso cominciare a metterlo in centrifuga, quindi mettiamo il sedano, va bene, con tutte le foglie, perché mi diceva sempre di non buttare via le foglie, perché proprio il profumo tutte le foglie. No, il profumo delle foglie è assolutamente intenso, ma poi l'apporto vitaminico del sedano è nelle foglie, quindi lo manterrei. E al sedano poi abbinerei un bel finocchio. Un bel finocchio. E allora aspetta che io intanto tolgo sempre un po' di fibra dal sedano, così lo rendiamo ancora più... Poi? Sì. Mi inserisco un attimo. Pensa che poi l'abbinamento centrifugato di sedano e finocchio, per esempio, è di grande aiuto anche per le signore che siano leggermente in sovrappeso e abbiano voglia di perdere qualche chiletto, perché al di là, non fare così, le signore, comunque vada un bel centrifugato. Per le signore belle ma leggermente rotonde e delle forme mediterranee. Un bel centrifugato diventa un pasto light e di conseguenza a bassissimo impatto calorico. Considera che molte volte un centrifugato non ci dà più di 50 kcal e in realtà è assolutamente drenante. Quindi l'abbinamento, al di là dell'attività
di stimolo dell'attività epatobiliare, l'abbinamento fra sedano e finocchio, per esempio, stimola la diuresi, motivo per cui le signore, dedicato alle signore che siano in dieta e vogliono perdere qualche chilo di liquidi, in realtà l'utilizzo di un centrifugato di questo tipo, ti vedo già in azione benissimo con Pinocchio, favorisce il drenaggio, quindi perché no? Va bene, Ari, però sai, io scusami se ti interrompo, penso che il fattore drenante quindi di questa centrifuga non sia soltanto per le signore appunto che vogliono perdere peso, ma anche per chi No, ha no, no, problemi no, di circolazione e di ritenzione idrica comunque, o di assolutamente pressione sì, alta ma magari, se no? ho di pressione alta, ma se vuoi potenziare per esempio l'effetto diuretico, puoi Sì, aggiungere un citriolo, ma puoi aggiungere anche, se vuoi stimolare ulteriormente l'aspetto circolatorio, sì. puoi aggiungere peperone rosso ricco in resveratrolo e di conseguenza vai a stimolare anche l'elasticità della parete venosa. Ari, Immagina un scusa, io non ho capito, centrifugato. devo aggiungere il cetriolo oppure cosa di rosso? Qualcosa di rosso come il peperone, perché nel Ah, momento come il in cui peperone. aggiungi il cavolfiore viola, per esempio, possiamo Sì, variare tanto anche con la fantasia. Quando inserisci in un centrifugato anche qualche cosa di rosso che sì. contenga le antocianidine o resveratrolo, in realtà favorisci anche il microcircolo, per Io cui ci puoi aggiungessi del lavorare melograno. contemporaneamente. Bellissimo, bellissimo. Il melograno ha un'attività antiossidante meravigliosa ed è un ottimo astringente per la pelle e un ottimo antirughe quando lo utilizziamo anche sotto forma di centrifugato. Guarda che Sì. bella, sei già pronta con la Sì, sono centrifuga. già pronta, però aspetta un attimo che non mi sta partendo, quindi o non ho inserito bene la spina e certo lo devo chiudere il centrifugatore, se no non parte, mi sembra questo normale. Ecco, vedi il bello della diretta. Eccomi qua. Bello della diretta, la fantasia della diretta. Guarda, è tutto bello verde. Magnifico, guarda, già in lavorazione. Allora, Ari, io spengo un attimo perché altrimenti non ti sento. Qui già ho del bel succo verde dato dalle Ok. foglie e dai finocchi. Volevo aggiungere, ecco, questo bel melograno che mi sembra meraviglioso. Guarda, lo taglio proprio in diretta con voi cercando di non schizzarmi, A metà, perché brava, logicamente, ecco qui. Guardate che meraviglia, che l'autunno ci dà meraviglia, veramente dei guarda che frutti che meraviglia. sono Dei frutti buonissimi e quindi stupendi. dobbiamo sfruttarli. Poi questo è veramente un Il frutto potere così divertente. antiossidante è divertente anche da sgranare, no? Considera che Sì, il potere antiossidante del melograno è assoluto. Per potenziare l'effetto antiossidante del melograno, sì, aggiungerei del limone, del perché le limone. proprietà Adesso, medicinali del limone, rimaniamo sempre a chilometro zero perché dobbiamo certo, privilegiare i prodotti di questa terra stupenda. Il limone ha effetti stupendi, antinfiammatori, antidolorifici, drenanti, antirughe, anti-aging. Pensa che per esempio alle signore che frequentano lo studio e che vengono a fare sì, trattamenti estetici, di medicina estetica per contrastare anche le rughe, per esempio, spesso consiglio quando trovo una pelle un po', guarda che meraviglia, un po' disidratata, sì. l'applicazione con oli vettori tipo olio di germe di grano, olio di mandorle dolci, di olio essenziale di limone. 4 gocce di olio essenziale di limone sulla pelle del viso ringiovaniscono assolutamente la pelle e distendono le rughe. Quindi pensa fino a che livello importante arriviamo proprio col limone. Stupendo il Quindi melograno. diciamo, Ari, che abbiamo tutti gli ingredienti a casa anche per farci, diciamo, più belle, anche senza Abbiamo gli ingredienti in spendere molti maniera soldi. facile, assolutamente in maniera economica, a chilometro zero, utilizzando i prodotti Certo. della nostra terra e spendendo molto poco.
e spendendo molto poco. Senti Ari, quindi io quando ti ho presentato come un medico specializzato appunto anche in medicina alternativa, perché comunque oltre ad essere nutrizionista sei anche diciamo ti occupi della nutrizione di sportivi, che è molto importante, e quindi penso che comunque non solo la nutrizione per gli sportivi sia importante, ma sia proprio importante per tutte le fasce di età, un po' mantenere un'alimentazione corretta, ricca di fibre, di acqua e di vitamine, soprattutto in questo periodo in cui dobbiamo rinforzare il nostro sistema immunitario per diciamo fare un piccolo ombrellino. Non lo faccio proprio in modo spuderato a questo benedetto ecco coronavirus, perché se abbiamo il nostro sistema immunitario forte, diciamo anche se dovessimo essere sfigati e beccarlo, lo prenderemo in forma, speriamo, più lieve e comunque il nostro corpo sarà più forte per reagire. Senti, ma diciamo tra i prodotti che io ho sul mio tavolo, c'è qualcosa che può dare proprio una spinta naturale al nostro sistema immunitario, oltre, non so, le arance, i limoni, proprio tutto questo insieme di... Sì. Tutti gli agrumi danno una sferzata immunitaria importante, poi che sia arancio, bergamotto, limone, pompelmo, il pomelo, tutti gli agrumi sono fondamentali, per cui le carote non devono mancare dalla nostra tavola. Questi belli aranci novellini, questi limoni possiamo utilizzarli non solo come spremute, ma anche magari per la classica insalata con le arance, in modo tale che se non ci piace proprio la spremuta, le cipolle, a voglia, certo, consideriamo il potere antinfiammatorio a livello intestinale della cipolla stessa, che sia quella rossa o la cipollina fresca, ma anche non ci dimentichiamo della buccia grattugiata degli agrumi, perché in realtà la buccia grattugiata del limone, per esempio, ci aiuta proprio come antinfiammatorio. E quando utilizziamo il succo stesso. E allora senti, io ne approfitto quindi subito, metto anche un bel pezzo di limone. Al sedano, allora, volevo aggiungere del limone. Ma tu cosa mi dici? Lo aggiungo tutto in centrifuga così o lo devo sbucciare e ci metto un pezzettino di buccia? No, lo aggiungi tutto in centrifuga, così acquisisci, mantieni vive tutte le proprietà. Io sono sempre del parere di, anche quando parlo di nutrizione sportiva, di approfittare sempre delle potenzialità nutrizionali e vitaminiche del cibo intero. Guarda che meraviglia! Io ho ucciso tutto, ho centrifugato tutto, quindi ho ottenuto un buonissimo succo che ti devo dire la verità fa un profumo meraviglioso. Il colore sembra un po' da Hulk perché non è proprio venuto coloratissimo. Sì. Allora, guarda, però considera che no, guarda, poi bevi allora nel centrifugato, non lo so se riuscite a vederlo, c'è il rosso del melograno sotto e il verde sopra. Quindi abbiamo questo colore che è bellissimo. Sopra. Assolutamente. Allora lo verso nel mio bicchiere. Mi raccomando. Certo. Quindi io lo mescolo per mescolare tutti gli ingredienti. Infatti, e non c'è bisogno di aggiungere zucchero, in maniera tale da non aggiungere ingredienti che siano pro-infiammatori per il nostro intestino. Dai, la prova in diretta? Sapore? La prova in diretta è veramente buona. Non pensavo che fosse così buono perché avevo un po' di dubbi sulla parte bianca della buccia del limone, che invece non si sente molto perché con la dare un sapore amaro, invece no.
E invece no, è veramente buono. Certo, adesso se io mi bevo tutto questo centrifugato, tra 5 minuti devo correre. Tra 5 minuti devo correre e devo lasciare tutti, perché altrimenti... fra 5 minuti sei più giovane di 5 anni, fra 5 minuti. Ah, e allora adesso guarda, fammi un primo piano. Allora, guardate adesso le mie rughe qui. Le mie rughe qui sul sorriso. Ecco, allora tra 5 minuti dovrebbero scomparire. Senti Ari, io ho qui sul tavolo anche... Ho anche ho anche della frutta, ho anche delle carote, ho anche delle bietole, queste magnifiche zucchine che qui dalle nostre parti si chiamano le zucchine risettanni. Ecco, c'ho anche delle castagne, delle noci, ma ho anche delle tisane, perché appunto volevo dare un quadro generale su tutti questi meravigliosi prodotti. Ho anche del magnifico ananas, che ti devo dire la verità, io già ho cominciato questo processo detox prima della trasmissione, perché pulendo l'ananas ne ho già mangiato una fetta, e quindi adesso se ci aggiungo anche, guarda, questo centrifugato bicolore che è bellissimo, perché si vede il giallo sotto del limone, si vede il succo del limone sotto, il melograno nel mezzo. Sì. Guarda che bello, e poi questo verde dato dal sedano e dal finocchio proprio sopra. Quindi secondo me i nostri bambini, vedendo questa formula magica, riusciranno a berlo senza problemi, anche perché è veramente di un gusto gradevole. Ma eventualmente, non lo so, possiamo aggiungere per i nostri bambini nel frullato, non so, del miele. Io qui ho mio figlio, che i miei figli fanno molto sport, e spesso aggiungo del miele di castagno all'interno dei frullati. Sì, è sbagliato aggiungere del miele o no? Allora, è sbagliato aggiungere zucchero bianco raffinato, non è sbagliato aggiungere miele, che preferisco sempre, in seconda scelta lo zucchero di canna. Gli zuccheri raffinati dovrebbero proprio essere eliminati, perché qualsiasi zucchero, che sia farina bianca, che sia zucchero bianco, in realtà stimola i processi infiammatori. Quindi via libera al miele, soprattutto per gli sportivi. Per esempio, mi capita spesso, proprio nel parlare di nutrizione sportiva, di favorire l'utilizzo del miele anche nella preparazione atletica, oltre che in pre-gara, per esempio. Poi sta a noi scegliere il gusto del miele che preferiamo. Ti piace proprio? Sono contenta. Buono, sì. Poi possiamo scegliere, che so, miele di tiglio, di eucalipto, di sulla, di castagno. Non ci dimentichiamo poi delle proprietà balsamiche del miele, per esempio, anche per alzare le nostre difese immunitarie, proprio a maggior ragione poi in questo periodo che ne abbiamo tutti tanto bisogno, proprio per difenderci meglio da tutto ciò che ci sta circondando. Io infatti, Arianna, guarda, proprio fare qualcosa con l'ananas. Sì. Io questo miele l'ho trovato sul marketplace di Io fare qualcosa, dimmi. Io questo miele l'ho trovato sul marketplace di Io Compro Siciliano, ho conosciuto anche il signore che lo produce, delle dolcezze di Rumia, ed è un miele di castagno. Io non so se tutti i nostri amici che ci stanno seguendo sanno che proprio questo tipo di miele è veramente adatto agli sportivi, perché ha delle proprietà che aiutano proprio l'attività muscolare, soprattutto quando si ha dell'acido lattico. Quindi per soprattutto gli sportivi del weekend, è che non ho uno specchio, quindi non mi posso guardare, che facciamo sport, diciamo, durante il weekend, in cui possiamo camminare un po' di più, o ci mettiamo lì ispirati a fare degli addominali o degli esercizi che di solito non facciamo. Quando abbiamo diciamo un po' di acido lattico, con il miele di castagno aiutiamo a scioglierlo anche dall'interno. Quindi posso darvi questo consiglio perché l'ho provato io direttamente. Ari, io ho qui anche delle tisane, ho delle erbette fresche, appunto per cercare di invogliare i nostri amici anche alla consumazione delle tisane. Una tisana, diciamo, che tu ci vuoi consigliare, quale potrebbe essere?
di pelle. Guarda, l'argomento tisane si apre un mondo, al di là del fatto che vale il principio secondo il quale quando per esempio siamo in dieta e abbiamo la necessità di creare uno spezzafame, ti spiace Sì. proprio perché bicolore. No, mi piace perché L'utilizzo ho delle avuto 3 tisane colori, fa quindi lo volevo sì. mostrare proprio anche ai bambini. Sì, Per scusami, i bambini è continua. una gioia, ma in realtà poi immagina di servirlo con un bastoncino di sedano e di carota all'interno, così i bambini vengono invogliati anche a sgranocchiare delle verdure e quindi si agisce È anche vero. sullo stimolo della curiosità, no? Quando per esempio abbiamo la necessità di intervenire in un regime alimentare e Sì, tante volte sappiamo che sia difficile arrivare da un pasto all'altro perché viene la fame nervosa, per esempio, oppure dobbiamo compensare un momento di vuoto. L'utilizzo delle tisane, cioè del bere caldo, ci consente di allungare il periodo che va, che so, da un pranzo a uno spuntino o da una colazione al pranzo, motivo per cui l'utilizzo delle tisane da una parte ci insegna a bere, perché molte volte, specie per donne, siamo in assenza di sete, le donne bevono poco e quindi l'utilizzo delle tisane perché sono aromatizzate ci permette di favorire il drenaggio e quindi di bere qualche cosa che sia aromatizzato e ci fa piacere bere. Le tisane poi sì, spesso quando sono così aromatiche non hanno bisogno di essere zuccherate se non che con un cucchiaino di miele e possiamo utilizzare tante cose che possano agire sulla diuresi, per esempio. Immagina la betulla, da noi c'è, è sempre a chilometro zero. Immagina l'ananas, che ha anche un potere antinfiammatorio per la presenza in bromelina, ma ha un potere assolutamente drenante e sgonfiante gli arti inferiori. Quindi immagina tutte le signore che possano avere, per esempio, pesantezza delle gambe. Una tisana con gambo d'ananas aiuta tantissimo anche nella stimolazione del microcircolo. Bravissima, per non parlare poi quindi, quindi del Ari, consumo scusami, alimentare ti interrompo dell'ananas un attimo. stessa. Arianna, scusami, ti interrompo un attimo. Quindi tu hai parlato di tisana di Dimmi, gambo dimmi. d'ananas. Quindi il gambo d'ananas, per tutti i nostri amici che magari non hanno confidenza con questo frutto, è È la proprio parte centrale. questo cerchietto centrale, che di solito io ho visto molte persone quando Esatto, mangiano esatto. l'ananas lo lasciano. Perché Perché mordono è l'ananas, palloso e quindi alcuni mordono hanno, l'ananas e lasciano esatto, questa il parte centro lo centrale. lasciano. Quindi invece proprio questa parte centrale che io adesso ricavo da questa fettina è proprio, diciamo, la parte che sia Può che essere oggetto di è un quello più uso. buono. Sì. Lo E lasci allora in io vi infusione suggerisco per una 5 minuti cosa. nell'acqua bollente. Sì. Questo stesso? Quello stesso lo lasci in infusione per 5 minuti, poi Sì. all'ananas, come faccio anche io, puoi aggiungere tante altre cose, puoi aggiungere la malva per esempio, dipende da Sì. ciò che ti serve. Quando per Certo. esempio fai ananas e malva, l'ananas ha un potere drenante e detossinante Sì. l'organismo, la malva, se la stessa persona ha per esempio un disturbo gastrico, con Sì. bruciore o gonfiore addominale, la malva crea delle mucillagini tali da impermeabilizzare le mucose intestinali e gastriche stesse e quindi quando bevi una tisana con ananas e malva hai per esempio che drenare, favorire il drenaggio, la circolazione periferica e nel frattempo fare passare il bruciore intestinale profondo. Quindi pensa Quindi anche Ari, alla io possibilità posso di dare poter anche un altro coniugare più suggerimento. cose. Ecco, allora posso dare anche un altro suggerimento. Quindi, non vi piace questo? Non vi piace il cuore dell'ananas? Tagliate le fettine,
le mettete in una bella macedonia per i vostri bambini, o ci fate una bella torta, e il gambo dell'ananas lo mettiamo in centrifuga, o ci facciamo una bella tisana, come ci sta suggerendo la dottoressa Squillanti. Un bell'infuso. Riutilizziamo, diciamo, anche gli scarti che normalmente sarebbero stati buttati, ma che invece sono proprio ottimi per la nostra salute. Questo è veramente, li possiamo recuperare, certo, in modo salutare. Sì, e possiamo recuperare anche ciò che in realtà avremmo normalmente buttato, senza pensare che ha delle proprietà nutrizionali, antinfiammatorie nello specifico, oltre che drenanti, quindi perché no? Poi utilizzato anche nelle centrifughe va benissimo. Fantastico. Allora, Ari, io ho capito che con te ho un mondo da esplorare, e quindi ti inviterò sicuramente un'altra volta a parlare con me qui, come due amiche che chiacchierano. Con molto piacere, grazie. Ecco, abbiamo una centrifuga di asporto. Cosa c'è di più bello? E delle tisane da poter fare insieme, però sicuramente ci sono tantissimi altri argomenti di cui possiamo parlare insieme, e anche dare dei consigli così anche semplici per poter stare in salute e in forma a tutti i nostri amici. Io volevo salutare insieme a te gli ultimi amici che si sono collegati. C'è la signora Giuseppina Frisone, buongiorno a tutti voi, forza con una buona ricetta, grazie. Volevo salutare Fridi, volevo salutare anche il mio collega stimatissimo che ho conosciuto a Palermo, lo chef Salvo Renda. Buongiorno, un caro saluto affettuoso ad Alessia e alla tua ospite. Grazie Salvo, un abbraccio affettuoso anche a te. Arianna, io ti ringrazio, sicuramente ti importunerò nuovamente per essere mia ospite. Sarà un onore. Altri consigli ai nostri amici di Io Compro Siciliano, quindi non so, vuoi salutare in modo particolare qualcuno con un ultimo consiglio ai nostri amici di Io Compro Siciliano, e poi ci lasciamo, altrimenti andiamo giù troppo lunghe. Il consiglio, intanto grazie per l'invito, è stata una gioia passare del tempo con te, che sei una cara amica, e con voi. Il consiglio che vi do è quello di cercare, a maggior ragione in questo periodo, di mangiare cibo vivo. Cibo vivo vuol dire cerchiamo di approfittare dei bei prodotti della nostra terra e mangiamo frutta fresca e verdure, beviamo, idratiamoci con della buona acqua e cerchiamo di approfittare del cibo più naturale possibile, perché dal cibo vivo attingiamo la maggior parte delle vitamine, dei micro e macro nutrienti dei quali il nostro organismo ha bisogno. Quindi impariamo a fare proprio utilizzo di cibo fresco, di verdure fresche, di frutta fresca, in maniera tale da migliorare sempre di più la nostra salute. Perfetto, questo penso che sia il migliore consiglio che ci potevi dare. Ari, guarda, come mi trovi? Mi trovi un po' più ringiovanita? Le mie rughe si sono distese. Uno splendore. È vero, grazie. Assolutamente, sei detossinata. Sei detossinata. Ari, io ti ringrazio. Fantastica. E ti saluto. Felice weekend, buon lavoro, e continua nella tua mission per renderci tutti più belli e più in salute. Ciao Ari, grazie. Ringrazio la dottoressa Arianna. Ciao, grazie. Ciao Arianna, grazie ancora. Cari amici di Io Compro Siciliano Chef, scusate, oggi sono andata un po' lunga, però l'argomento mi sembrava molto interessante per tutti noi. Abbiamo toccato un po' tanti punti sulla nostra alimentazione che ci può aiutare ad essere belli ma anche in salute. Spero di non avervi annoiato e di rivedervi sabato prossimo alle 12. Vi auguro un felice weekend. Siate belli e arancioni. Ciao a tutti e ci vediamo sabato prossimo.